Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno carissimi amici, eccomi ritornata dopo la pausa estiva, 7 settembre, e non potevamo farlo che con un graditissimo ospite al quale veramente siamo molto grati di iniziare insieme questo nuovo ciclo di trasmissioni. Diciamo subito buongiorno al maestro Claudio Paradiso. Buongiorno Claudio. Buongiorno a te Oretta, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti. Grazie Claudio di questo esordio con te, mi fa molto 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 piacere. Intanto Claudio Paradiso collegato da Latina, vero Claudio? Sei a Latina. Esatto. E spiegheremo anche poi perché. Intanto diciamo subito chi sei ai nostri ascoltatori. Intanto ricordo che oggi il programma va in onda con un'ora di anticipo, poi la settimana prossima torneremo al consueto orario delle ore 13. Allora, caro Claudio, maestro Claudio Paradiso, flautista, musicologo, docente, direttore d'orchestra, fondatore del più importante archivio musicale d'Europa. Aspetta che c'è tanta di quelle cose sulla tua biografia. Vabbè, lo racconterai tu poi strada facendo. Da dove vuoi partire, Claudio? È una trasmissione così, una chiacchierata, quindi non abbiamo scalette pronte, se non naturalmente i brani musicali. Da dove vuoi partire? Dal tuo lontano diploma di flauto nel 1980? Con il massimo dei voti? Sì, tanto tempo fa, è praticamente il secolo scorso, come si può dire. Beh, il secolo scorso sì, ormai non diciamo una bugia, non diciamo nemmeno troppi anni No, fa. no, assolutamente. Senti. Sì, ho cominciato molto giovane, posso solo dire i primi concerti li ho fatti nel 73, dunque 1973, quindi è veramente molto tempo è passato e la mia passione è stata naturalmente, che poi è diventato il mio lavoro, è stata la musica, quindi mi sono occupato a 360 gradi della musica, quindi inizialmente appunto come esecutore, prima con gli strumenti barocchi, rinascimentali e barocchi, perché inizialmente avevo iniziato con la musica antica, avevo frequentato i corsi a Urbino, avevo conosciuto grandi personaggi che ora già non ci sono più, gli antesignani dell'esecuzione filologica. E poi dopo invece passando a strumenti moderni, poi mi sono diplomato in conservatorio, e quindi ho continuato con il repertorio poi romantico, moderno, contemporaneo. Ecco. Poi successivamente ho dato vita a questa orchestra da camera, I Fiati di Parma, che è un'orchestra che poi è riuscita poi a registrare importanti dischi, abbiamo girato tutta l'Europa e abbiamo eseguito un repertorio anche poco conosciuto e quello mi ha fatto molto piacere. Adesso sentiremo anche qualche cosa proprio dai Fiati di Parma bene, che tu hai fondato. contento. Intanto Claudio, vale anche per te, io la faccio là in quadro, vediamo se il tecnico la inquadra. Tu hai 3 minuti di tempo per parlare, dopodiché parte la musica o parte la mia voce. La inquadri, la clessidra? Bene. Ecco, perché ci sono dei soprattutto da lontano ci sono degli ospiti che parlano e quindi non riusciamo poi, ecco, 3 minuti di tempo. No, ma è giusto, Ti giustissimo, pare? condivido. Bisogna lasciare spazio alla musica soprattutto. Si possono dire tantissime cose. Senti, allora partiamo con la musica, così intanto i nostri ascoltatori ti sentono. Qui sei sempre in veste però di direttore di questi brani musicali che andremo ad ascoltare, o ti troviamo anche in qualità di flautista? Per esempio con Brahms e la serenata numero 16 il Rondò. Tu che funzione hai in questa serenata? Dirigi i Fiati di Parma? Sì, l'ho diretta, ci tengo a precisare appunto che è la prima volta che è stata incisa con la versione originale, perché poi per caso sono capitato a Detmold, dove Brahms aveva proprio scritto, era una piccolissima orchestra, tant'è vero che non avevano neanche i violini, quindi soltanto una viola, un violoncello e un contrabbasso, l'abbiamo eseguita nella versione originale da camera e abbiamo avuto anche una menzione da parte della Brahms Stiftung di Amburgo, la fondazione Brahms, quindi ed è stata poi incisa da Amadeus nei tempi d'oro di Amadeus, quindi è stata una grande soddisfazione e sono molto contento sia della presa di suono che è stata registrata a Parma, in una biblioteca di San Giovanni, una meraviglia, invito tutti ad andarla a vedere, e poi soprattutto appunto per l'esito
l'esito musicale. Ecco, allora cominciamo proprio a conoscerti come direttore d'orchestra di questa orchestra che hai fondato tu, i Fiati di Parma, no? Nel Esatto. 1990. Senti Claudio, intanto ti faccio dire dal tecnico con quale modalità tu puoi seguire il programma, non so se anche con la televisione, non so come ci stai seguendo. Intanto il nostro tecnico Andrea ti dà le coordinate. Sì, Così. le diamo a tutti. Il canale televisivo è il 252, se no ci sono le dirette social su Facebook e YouTube, e i canali li trovate con il nome Radio Libertà. Ecco, scusa Andrea, però con Facebook e YouTube, essendoci la musica, noi non possiamo essere presenti, ci sarebbe solo il parlato e mancherebbe la musica. Quindi se riesci a seguirci con la televisione meglio, perché vedrai anche le immagini che proietteremo, Claudio. In questo momento non è possibile. non ce la faccio. Va bene, ti manderò però ascolto. ascolti, e ti manderò la registrazione io. Allora partiamo Grazie. con Brahms, Rondò dalla Serenata numero 16, i Fiati di Parma, diretti dal maestro Claudio Paradiso, nostro graditissimo ospite. E sfumiamo, Claudio. Claudio, siamo costretti a sfumare dolcemente su questo meraviglioso rondò dalla Serenata numero 16 di Johannes Brahms. Ti dispiace? Sì, penso di sì, però non riusciamo. Mi piace sempre così, però almeno gli ascoltatori si saranno fatti un'idea, insomma, poi la Certo. possono trovare ovunque. Poi dobbiamo sentire tante cose, poi dobbiamo parlare di molto e quindi vediamo di concentrare il tutto in questa trasmissione insieme. Intanto rinnovo Certo. il ringraziamento al maestro Claudio Paradiso, per chi si fosse collegato adesso
con il nostro programma. Ricordiamo chi sei, Claudio, flautista, musicologo, vado a memoria, direttore Certo. d'orchestra, docente al Conservatorio di Musica d'Insieme. Che cos'è la musica d'insieme? Questo sono io ignorante, ma cosa si intende per musica d'insieme? Sì, esistono due tipi di musica insieme, una di musica insieme per fiati, una di musica insieme per archi, che più semplicemente viene chiamata quartetto. E queste due musiche insieme sono rivolte, come dire, ai corsi superiori, e quando i ragazzi hanno una certa dimestichezza con lo strumento, come dire, si mette insieme come dire, per insegnare a loro a suonare insieme agli altri, che Ah, che non è bello! non è una cosa semplice. Quando si suona da soli va tutto bene, e Certo. quando si suona insieme agli altri Se- chiaramente bisogna abituarsi a suonare e nello stesso tempo ad ascoltare anche i colleghi, quindi questo soprattutto, ed dà molte soddisfazioni. Lo credo. Senti Claudio Paradiso, ma di tutte le tue molteplici attività nel campo della musica, nel campo dell'editoria, nel campo del collezionismo, adesso poi ne parleremo anche di questo bellissimo dizionario della musica, qual è quello che ti affascina, senti più tu o ti affascina di più? Perché veramente sei poliedrico, sei bravissimo, ne inventi, sei straordinario Claudio. Ma se devo essere proprio sincero, sono affezionato a tutte le cose perché sono anche molto orgoglioso, scusatemi di questa piccola parentesi, perché sono come dire, sono tutte mie creature, come se fossero un po' dei figli miei, quindi come dire, quando serviva di fare dei complessi, quartetti, quintetti, ho creato i miei gruppi. Quando c'era da fare un'orchestra ho creato la mia orchestra, quando c'è stato da fare un dizionario ho creato il mio dizionario, quando c'era da fare una biblioteca vera e propria, fisica, come dici te, dopo ne parleremo, ho fatto la mia biblioteca, nel senso che piuttosto che criticare, piuttosto che perdere tempo, no, a rilevare i problemi degli altri, ho pensato di farne una io, ogni volta cercando di dimostrare con i fatti cosa si poteva fare, insomma, secondo il mio modesto parere, insomma. Quindi la vita è molto breve, non mi andava di perdere tempo con altre strutture nelle quali vedevo molti difetti, ecco, se posso, come dicevo prima, molto immodestamente. E quindi sono molto orgoglioso perché sono riuscito a creare delle nuove realtà, delle nuove entità che prima non esistevano, che adesso vanno molto bene, danno molte soddisfazioni. Senti, no, voglio avvisare il nostro Andrea, il tecnico, che è ancora, ecco, bravo, ha cambiato l'immagine, c'era fisso la tua immagine con il flauto, Claudio, che suonavi, adesso si avvicendano fotografie che tu, mi spiace, c'è un articolo anche, ci sono tante cose che ruotano sul nostro schermo, lo vedrai poi quando io ti manderò la replica Bene, della nostra trasmissione. farà piacere. Certamente. Senti Claudio, io andrei ancora avanti con questi brani musicali, poi passiamo magari a parlare, a presentare un po' questa splendida creatura, chiamiamola creatura, una creatura molto impegnativa, il dizionario della musica, e ne parlerai, sentiremo anche magari una breve intervista che ti hanno fatto. Ascoltiamo qualche cosa di Teresa Procaccini, questa compositrice. Se ci dici qualche cosa anche su Teresa Procaccini, poi passeremo ad ascoltare la marcia dalla sua creatura musicale, ecco. Sì, certo. Sì, l'Italia appunto è un paese ricchissimo e oltre i compositori è molto ricco di compositrici molto, molto, molto brave, anche apprezzate all'estero. E la professoressa è stata tanti anni, a lungo tempo, docente di composizione a Santa Cecilia a Roma, pur essendo pugliese, è una persona con una grandissima personalità. Forse qualcuno degli ascoltatori l'avrà vista in televisione quando hanno fatto quei camei sulle donne, quelle donne di grande carattere e grande professionalità in televisione, e ha lasciato molte composizioni. Ha un suo tipo di scrittura molto chiaro, molto identificabile, tra l'altro anche molto orecchiabile, dunque è stato un grande piacere quando appunto ci ha invitato con alcuni complessi
nell'ambito della registrazione dell'opera Omnia che ha realizzato penso in 2 decenni a cavallo dal secolo scorso e il secolo presente. E quindi niente, abbiamo contribuito anche noi con molto piacere, perché è una musica molto bella e una compositrice che sa veramente mettere, come si dice, i pallini sul pentagramma. Ascoltarla Teresa Procaccini in questa marcia tratta da che cosa l'abbiamo, me lo dici tu Claudio, da che cosa è tratta questa marcia, perché non ho sotto mano il CD. O chiediamo. Sì, anch'io mi prendo Non ce l'hai anche tu. Marcia di quale, perché ne abbiamo fatte tante. Lo faremo leggere dal nostro tecnico. Ecco, lo diciamo dopo l'ascolto. Dopo l'ascolto. Allora, ascoltiamo Grazie. Teresa Procaccini, sono sempre i Fiati di Parma, Claudio, qua in questo caso, sempre i vostri Fiati di Parma. Come complesso. Come complesso, certo. E quindi ascoltiamo la marcia, il direttore naturalmente, il nostro graditissimo ospite, il maestro Claudio Paradiso. Anche in questo caso è aperto il microfono, Andrea? Sì. Anche in questo caso, Claudio, siamo costretti a suonare perché dobbiamo inserire tante cose, però molto interessante. Era il piccolo concerto, la marcia, il piccolo concerto di Teresa Ho sentito Procaccini. le prime note, certo, sì. Il piccolo concerto per 13 strumenti, è molto carino. Molto bello, poi dialogano fra di loro questi strumenti, bravissimi. Senti Claudio, ma i Fiati di Parma è un complesso che vive tutt'oggi? Cosa ne è di questo? Sì, diciamo che è vivente, anche vivente. se da un'altra parte la musica dal vivo, come probabilmente sapete, ha avuto è in forte crisi, sì, in forte crisi. Ma come si fa per riportarla invece in auge completamente? Perché la musica non deve essere mai in forte crisi, assolutamente. Ci sono delle Parole sono parole sante, ma è un problema complesso.
Sì, è un problema che dipende da tanti fattori, a cominciare dall'educazione naturalmente, a cominciare da tante cose, anche i media, la televisione, tutto il resto, cioè non è una sola cosa naturalmente, no? E non è che poi tutta la popolazione italiana di 60 milioni possa frequentare il conservatorio, dunque è un problema diverso, bisognerebbe fare una trasmissione solo su questo. Però il risultato di tanto disinteresse e di tanti tagli di fondi pubblici e privati ha portato a questo. Oggi quando si parla alle persone normali di musica, nella loro mente si fa strada soltanto un nome, Sanremo, e basta, poi il resto è quasi del tutto sconosciuto. Abbiamo una chiamata in linea perché questo è un programma senza filtri né censure. Sentiamo di chi si Bene. tratta. Pronto? Pronto? Me lo mandi in onda, pronto? Eccomi, Michele Caruso. Bene, da dove chiami? Bonjour, un saluto complesso brigio, chéri mon amour, madame, monsieur, comment ça va bien? Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Dalla capitale, da quel di Roma, come sta? Tutto bene? Sì, no, ma vuoi parlare col maestro per caso? Col maestro, il nostro ospite? Capisci, adoro, sì, vorrei apporre a lui un quesito, qualora fosse possibile. Certo, prego. L'importante è che riguardi la musica, naturalmente. Ma ci mancherebbe altro. Ecco, prego. Io sono un artista, un intellettuale, se posso così ritenermi, senza... prego, la domanda. E la domanda è questa. Io ho studiato al liceo classico e ho fatto anche degli studi al conservatorio. Come si riesce ad unire utile e dulce, avrebbero detto gli antichi, cioè l'interesse per gli studi classici, collegando all'interesse artistico per la musica leggera, la musica classica, far sì che da questo connubio ne possa nascere qualche cosa che possa risultare in qualche modo gioioso, ecco. Grazie e buon proseguimento. Va bene. A te, Claudio, hai capito la domanda? Sì, ho sentito molto male perché c'è una specie di rimbalzo di eco. Mi parlava degli studi classici con la musica? Giusto? Sì, qualcosa del genere, da quello che ho capito. Sì, ma come sfondo una porta aperta perché io, come tanti colleghi, abbiamo anche noi seguito il liceo classico da ragazzi purtroppo con la doppia scolarità, perché poi appena finito le lezioni bisognava correre in conservatorio e, come dicevi te prima, io ho sempre avuto la residenza latina, dunque qui non c'era allora il conservatorio, bisognava correre a Roma al Santa Cecilia. E come dire, da una parte frequentare due scuole, come dire, mi sembra che fa maturare molto i ragazzi. Io lo vedo ancora oggi, ho allievi che frequentano il conservatorio e vanno al liceo o all'università e li vedo molto più maturi. Naturalmente è gente che per forza deve maturare perché deve gestire meglio il proprio tempo, deve studiare il doppio, bisogna impegnarsi con la musica, quindi vuol dire fisicamente su uno strumento musicale o sui pentagrammi, quindi comunque è una cosa. E questo è chiaro che poi produca delle persone naturalmente più attente, più sensibili, più aperte all'arte, alla cultura rispetto a quelle normali che hanno seguito un cursus studiorum più tradizionale. E hanno qualcosa in più, certamente. Certo, a parte il fatto che fare la musica, come tutti sanno, sviluppa l'emisfero destro del cervello, quindi suonare un violino, suonare un pianoforte è uno sport per il cervello che arricchisce di più, insomma. Claudio, ti interrompo un attimo per un brevissimo stacco pubblicitario, poi continuiamo con la nostra interessante chiacchierata, anzi con la tua interessante chiacchierata. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.
e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E torniamo in diretta, carissimi amici di Radio Libertà, sempre in compagnia del maestro Claudio Paradiso, musicologo, flautista, editore, aspetta che c'è di tutto e di più. Senti Claudio, come si sta a Latina? Avete caldo ancora come il caldo che abbiamo qua al nord, oppure si è mitigato il caldo? No, si sta mitigando piano piano sta tornando a cose più civili, ma diciamo che ci sono veramente molto poco qua, perché per via appunto dei viaggi, per gli archivi, per i concerti o per le presentazioni sono stato molto poco, ma quelle poche volte che sono stato qui tra luglio e agosto è stato veramente Insopportabile. veramente duro, ma posso essere sincero, dovunque sia stato non è stato molto più fresco. È vero. Senti Claudio, tu come musicologo hai collaborato con l'Istituto della Enciclopedia Italiana della Treccani per il dizionario biografico degli italiani e hai curato le prime biografie di grandi flautisti del Novecento. Quindi sei... veramente ho curato dei compositori dell'Ottocento alla lettera M. Anche questo è stato veramente uno dei motivi per cui ho deciso poi di intraprendere questa avventura del dizionario della musica in Italia, no? Per alcuni veloci cercherò di essere sintetico, telegrafico, è difficile un po'. Guarda Claudio, Però, noi facciamo sentire una breve intervista che abbiamo estrapolato, dove tu spieghi, magari i nostri telespettatori riescono a seguirti anche meglio, perché ci sei tu che parli e c'è l'intervistatrice che, se non sbaglio, deve essere l'assessore alla cultura forse del comune di Latina. Quindi andiamo indietro di qualche anno, però questo progetto era già nei tuoi sogni e che poi si sono realizzati. Allora preghiamo il nostro tecnico di mandare in onda.
Claudio, questa era un'intervista che ti hanno fatto 6 anni fa. Che cosa è successo da allora di questa tua creatura? Una creatura molto impegnativa, molto ricca già di documentazioni. Vuoi completare meglio Sì, questa presentazione? sì, ti ringrazio per aver mandato in onda questa intervista, ma era una intervista, come dire, già di persone Già che erano a vecchia. conoscenza dei fatti. Prima di tutto, sì, già datata, mi sono rimasto anch'io sorpreso di sentire. Allora, cerco di essere molto telegrafico e sintetico. Allora, la musica in Italia è la prima il primo esperimento di fare un dizionario nazionale, non universale. Ogni dizionario, ogni enciclopedia che abbiamo in casa è universale. Dunque, la nostra storia della musica è così vasta, così immensa, che ho ritenuto opportuno che concentrarci sulla nostra, visto che appunto, come dicevo prima, la collaborazione con dizionari precedenti, oggi faccio una parentesi, non esiste più uno evidente, cioè sono falliti tutti, la De Agostini, la UTET, la Ricordi, ha finito anche il dizionario biografico degli italiani, la Treccani, quindi in questo momento è tutto chiuso, ma sono tutte opere generaliste, cioè parlano di tutto e tutti, di tutti i mestieri, di tutte le nazioni del mondo. Oggi è abbastanza ridicolo pensare a una cosa del genere, tant'è vero che quando collaborai con la Treccani mi dissero ma lei no, fece un elenco di tanti compositori, di tanti musicisti, dite no, lei deve fare una selezione, deve prendere i più famosi, i più noti, i più quindi alla fine, come dire, ogni enciclopedia sarà sempre carente, non sarà mai completa. E allora niente, da 22 anni circa ho avuto quest'idea, adesso sono, posso dirlo sinceramente, aiutato e condiviso da tutti gli enti, da tutti gli studiosi italiani, dunque ognuno mette il suo per fare un'enciclopedia finalmente italiana, soltanto gli italiani. Per chi non lo sapesse, il Consiglio Nazionale di Ricerca di Pisa, il CNR di Pisa, ci ha fatto una stima tanti anni fa di circa 300.000 voci del sistema musicale italiano dal Medioevo a oggi, stiamo parlando di numeri incredibili. E comunque piano piano come le formichine siamo arrivati oggi a 3.000 voci, che è una comunque enciclopedia importantissima, ma soprattutto negli anni ho ottenuto i diritti online per poter mettere le voci dentro in questo DMI, il Dizionario della Musica in Italia, da parte di tutto quello che è stato fatto in Italia a stampa, che è tantissimo, perché questa è una nazione dove tutti criticano tutto, ma c'è gente che lavora dalla mattina alla sera e fa delle cose stupende, bellissime, e sono stati stampati in Italia tantissimi dizionari regionali, cittadini, comunali e quant'altro. Che tu hai nel tuo archivio, che possedi già nel tuo archivio. Naturalmente, Senti, noi abbiamo la più grande collezione di dizionari e enciclopedie italiane in lingua italiana sulla musica, che metteremo dentro. Claudio, scusa, è già visitabile online? Se io voglio cercare una voce, la trovo? Assolutamente sì, naturalmente le prime 3.000 voci. Io conto che entro il 25 saremo a una 10.000 voci, quindi comunque si comincia a ragionare, insomma, cominciamo a avere inserito una ventina di dizionari in lingua italiana già dentro, quindi di voci ce ne sono veramente tantissime, ma ogni giorno ne ricevo, quindi sta diventando una cosa. E naturalmente la cosa più importante, ci tengo a precisarlo, che saranno tutte voci certificate, cioè saranno tutte voci o firmate e insieme al credito bibliografico, quindi anche dove sono state stampate, dove sono state edite, quindi non è una cosa volontaristica, non è una cosa di volontariato, è una cosa professionale, è uno strumento a disposizione di tutti gratuitamente ma professionale. Ecco, ricordiamo il DMI, Dizionario Musicale Italiano, presumo che la I sia per italiano. Esatto, Dizionario della Musica Italiana, dmi.it. Senti, oltretutto le istituzioni ti hanno aiutato, no? con l'edificio che ospita queste meravigliose collezioni. Stavo sentendo prima la mia vecchia intervista, ecco, nel frattempo ho vinto un bando, nel 2017 è stato vinto un bando al Ministero della Cultura, e quindi i cantieri della cultura, quindi abbiamo in totale 3,5 milioni di euro per il restauro generale dell'edificio. Sono arrivati 300 archivi di musicisti e di persone che hanno avuto a che fare con la musica. Fino adesso ci sono oltre 100 tonnellate di materiale, 135.000 audio,
tra nastri, pizze, 78 giri, dischi, cassette, audiocassette e quant'altro, e sta diventando una delle cose più importanti non solo in Italia ma proprio nel mondo, perché proprio per quello che dicevamo prima, per tenere memoria della nostra grande tradizione musicale della nostra nazione. Bravo Claudio, sei veramente, non so, sei ammirevole per il tuo sforzo, la fatica, perché non sarà che facile. Avrai chi ti aiutano, degli stagisti, chi ti aiuta in questa opera macroscopica di archivio. Ci sono dei volontari, dei colleghi, anche professori di conservatorio che mi danno una mano, insomma è comunque una cosa faticosa perché poi bisogna andare in giro per l'Italia con furgoni o con i camion a prendere questa montagna di scatoloni e portarli qui. Poi dopo, come dicono a Roma, le chiacchiere stanno a zero, quando poi bisogna operare, bisogna muoversi, bisogna fare le cose prima che vadano disperse. Senti Claudio, facciamo un brevissimo stacco musicale, così assaporiamo meglio anche le tue parole mentre ci sentiamo dalla Serenata Gran Partita di Mozart, molto allegro, sempre con la tua bellissima orchestra, i Fiati di Parma. Poi mi direi perché li hai chiamati di Parma e non di Latina o di, o di Pavia. Ho insegnato tanti anni a Parma, al Ecco. Conservatorio Boito, eravamo in quegli anni. È un omaggio alla città Esatto. parmigiana, mi sembra giusto. Allora godiamoci questa bella serenata, Serenata Gran Partita, il movimento molto allegro.
molto è aperto molto festoso questo, molto allegro, dalla serenata Gran partita di Wolfgang di Mozart, Amadeus Mozart. Bravissimo, Claudio, eseguito dalla tua orchestra, perché quanti elementi sono? 13 avevi detto? Tutti flauti? Qui nella Gran partita ci sono 13, poi dipetteva dai programmi, dall'organico, siamo arrivati fino a 30, perché Che meraviglia. quando ci sono... Sì. sì, Sempre dipende strumenti a fiato? Solo strumenti a fiato? O no, ma anche di solito gli archi? Nella Gran partita anche archi gradi, quasi sempre violoncello e contrabbasso, e poi anche altri strumenti a seconda della... Ripeto, è stato più un desiderio di eseguire musiche molto belle, molto rare ma bellissime, insomma, che valeva la pena perdere degli anni della propria vita per eseguire. Chiaramente i complessi piccoli da camera non sono troppo piccoli per farlo, le orchestre sinfoniche sono troppo grandi per farlo, e poi alla fine non suonava nessuno. Dunque ho pensato di fare questa cosa e lo rifarei ancora adesso, insomma. Bravo, rifallo, perché sei veramente bravo. Ma suoni ancora il flauto, esegui ancora concerti, o ormai ti sei dedicato alla docenza? Sì, ogni tanto sì, ho avuto anche il piacere di suonare in quartetto con il mio maestro, che attualmente ha 95 anni e ancora suona, e quindi ecco, mi sta levando delle grandi soddisfazioni, insomma, che non pensavo. Anche la Gran partita di Mozart che avete appena ascoltato, questa è una registrazione di The Classic Voice, ma la Amadeus l'ha ripubblicata nell'edizione live che facemmo alla Cappella Paolina nell'ambito dei concerti al Quirinale qualche anno fa. Che bello. Anche quella è stata una bella esecuzione, sì. Non si è mai soddisfatti al 100%, però bisogna trovare bisogna accontentarsi. Interna, interiore. Senti Claudio, io anni fa ci siamo incontrati alla casa di riposo Verdi, dove tu eri andato a cercare uno degli ultimi protagonisti dei Virtuosi di Roma, di questo famosissimo, famosissimo complesso I Virtuosi di Roma. Esatto. Quanti erano? Sei riuscito a raccogliere tutta la documentazione, a pubblicare, non so, hai fatto delle cose straordinarie, davvero. Sì, perché in questo contesto poi mi sono sempre così piccato, insomma, di ricostruire la vita di insiemi, gruppi, oppure anche di musicisti singoli che appunto erano rimasti un po' così nell'ombra, no? Nell'ambito della storia della musica. Troppi ce ne sarebbero, perché, ripeto, l'Italia è stato un paese straricco di personalità nell'ambito di ogni cosa, e anche la musica naturalmente. Ma quello dei Virtuosi di Roma è stato una cosa che avevo proprio, come dire, una mia proprio desiderio fortissimo, perché avevo studiato con alcuni musicisti, gli ultimi che hanno fatto parte dei Virtuosi di Roma, e mi ricordo che nel 75-76 girai le pagine anche a alcuni concerti al cembalo, c'era Riccardo Castagnone, che è un grandissimo musicista, e vedendo tutti questi personaggi con i capelli bianchi, anziani, non avevo capito bene, ero piccolino, quindi non avevo capito bene la valenza, ma i Virtuosi di Roma sono stati in sintesi l'orchestra da camera più famosa del mondo per decenni, e hanno realizzato più di 3.000 concerti in tutto il mondo, che anche oggi che ci sono gli aeroplani, fare 3.000 concerti nell'arco di una vita sarebbe quasi impensabile. Consideriamo che tutti loro erano prime parti di orchestre sinfoniche, erano docenti in conservatorio, erano grandissimi musicisti, pieni di altre cose da fare, dunque stavano via dei mesi, quando tornavano lavoravano altri mesi. Ecco, questo è stata una cosa molto bella, è venuta fuori un libro molto interessante, e penso è già esaurito, e quindi sono andato un po' alla ricerca di quelli che vivevano ancora, e appunto quando siamo andati insieme andavi a cercare proprio l'ultimo, mi ricordo. Il violista Marcello Turio, che aveva suonato anche in Scala, e ne ho conosciuti tantissimi. È stato per me un'emozione e un onore conoscere tanti musicisti che hanno fatto grande l'Italia, insomma, nel mondo. Quindi sono stati quelli che hanno fatto conoscere Vivaldi, tanto per dire. Vivaldi nel dopoguerra era sconosciuto, era un illustre sconosciuto,
E Vivaldi nel mondo l'hanno fatto conoscere i virtuosi di Roma, nessun altro. Ma non esistono più una nuova, diciamo, generazione dei virtuosi di Roma, non si più, No, finiti loro, non ci finito sono tutto. più, purtroppo. Sì, sì, perché era poi queste cose fanno sempre capo a una persona, al geniale inventore, il direttore d'orchestra di allora, che era Renato Fasano, che fu anche direttore artistico dell'Accademia di Santa Cecilia, direttore di vari conservatori, tipo Cagliari, Venezia, Roma, che era un compositore, pianista, direttore d'orchestra, e alla sua morte nel 79 praticamente si può dire che i virtuosi di Roma scomparvero. Senti Claudio, in mezzo a tutta questa cultura musicale tua, c'è un hobby? Io lo so che tu vai per montagne, per sentieri, per laghetti, non so, hai una passione che ti fa anche distrarre un pochino da questi impegni così seri. Io lo so che... Sì, come hai anticipato te, un po', adesso ho pensato mentre parlavi a Beethoven, a Ludwig van Beethoven, che aveva la passione appunto della natura. Sì, la mia passione è la natura, oltre alla famiglia, e ho la fortuna di avere un bosco di proprietà, quindi un bosco vero, insomma, con le grotte, con i cinghiali, col fiume, con il torrente, le cascate, e quindi appena posso mi rifugio lì, insomma, sì, quello hai detto una cosa giusta, mi ritempera molto, ma ha grande affinità con la musica, naturalmente. Certo. Non hai mai scritto, ma tu componi anche? Perché la No, composizione mai, mi no. manca qua nell'elenco del tuo curriculum. Sì, non sono stato baciato dalla creazione musicale, però è anche vero che quando uno si affaccia alle partiture, io ho la fortuna, avendo questa grandissima biblioteca di musica e avendo tutti i capolavori là dentro, per me sarebbe veramente impensabile mettermi a competere con questi grandi, con questi geni che abbiamo avuto nella storia della musica, non parlo soltanto degli italiani. E poi naturalmente bisogna un po' nascerci, no? Io sono nato un po' esecutore. Ne fai abbastanza, in effetti, ne fai abbastanza. Sì. Senti Claudio, prima di salutarci, cioè ci salutiamo con Strauss, l'andantino dalla sinfonia, così ci lasciamo con la musica. Poi ancora mezza parola perché il tempo sta per completare. Ma sì, ne approfitto, come faccio sempre quando ho un'intervista, lancio appunto un appello a tutti quelli che possono ascoltare o che conoscono delle persone che hanno qualunque tipo di cosa musicale, non necessariamente bisogna essere parenti o figli di musicisti o di scenografi o di registi, ma qualunque cosa che ha attinenza con la musica, di non buttarla, perché purtroppo in Italia si sta facendo questo, e chiamarci dal sito dmi.it, ci sono le mail, ci sono i telefoni, e cercare di salvare qualunque cosa, anche fosse uno spartitino, una cassetta, un disco, una fotografia, qualunque cosa che ha a che fare con la musica italiana, prego tutti quanti di non buttarla, ma di contattarci, che la veniamo a prendere e salvare. Bravo, bravissimo. Senti Claudio Paradiso, io ti mando un grande abbraccio, mille in bocca al lupo per tutte le tue attività musicali e non. So che ogni tanto vieni a Milano, quindi ti aspetto e ci lasciamo con l'andantino dalla sinfonia di Strauss. Grazie infinitissime, ti manderò con WeTransfer la nostra chiacchierata. Va bene? Grazie, così vedrai anche i filmati. Della pazienza e dell'ascolto. Grazie Claudio, e ai nostri amici Buona appuntamento. Domenica. Grazie, appuntamento ai nostri ascoltatori per sabato prossimo.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica. Loretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo.